Pronti? 1, 2, 3. Ed è buona la prima partenza, 3 cavalli a ventaglio provano a giocarsi la prima posizione Numero davanti 3 a a tutti. Steccadimar, squalificato. Viene squalificato a Steccadimar e quindi ora le posizioni prendono la loro chiarezza con Cole e K del Ronco che ha preso il via con una certa sollecitudine e ora è già davanti a tutti con un primo parziale anche in comodo rallentamento in 15-8. Roberto Vecchione guida, dietro di lui Entomo Jet, poi abbiamo il numero 1 di Colorado Spring, il numero 2 scusate Zodiac Very Nice, poi il numero 1 di Colorado Spring. Quando arriviamo ai 400 metri in 32 comodissimi, dietro Colorado Spring abbiamo Amore Stecca e poi ancora Flipper di No che si è ricongiunto. Rimasti invece fuori dalla corsa appunto a Steccadimar che risegue ma ovviamente è fuori dalla contesa, quindi si prosegue con un parziale ancora molto lento in 16-8, guida ovviamente sempre Cole e K del Ronco, cavallo molto appoggiato al gioco, seguito sempre da Entomo Jet in seconda posizione. Nulla muta, nulla cambia, si va dal piede da 1,20 abbondante quasi 1,21, ma non c'è ovviamente ragione per nessuno di sollecitare l'andatura. Questo però consente a chi viene da dietro di potersi avvicinare. Tra questi notiamo che si avvicina in maniera silenziosa ma costante Flipper di No. Flipper di No che arriva al chilometro in 1,26 e si mette praticamente alla destra del secondo che è Tomo Jet. No, scusate, che è Zodiac Episodio Jet, scusate. Quindi andiamo Numero avanti 1 con Colorado Spring, squalificato. sempre Cole K del Ronco che conduce, con sempre Episodio Jet che segue e abbiamo Flipper di No che si mette alla destra sempre più determinato, l'andatura si è decisamente sveltita 14-9 e Flipper di No ora ovviamente mette pressione a Cole K del Ronco che non sembra comunque particolarmente impensierito dalla cosa e Roberto Vecchione dà il là a quella che può essere l'assolo finale. Si entra nell'ultima curva con un parziale importante in 13-8, Cole K del Ronco però ha un arresto quando siamo a metà della curva e questo dà sì il modo a Episodio Jet ovviamente di mettersi alla sua destra e c'è un rallentamento, non sappiamo se è voluto o meno, comunque tutto in controllo sembra, con Cole K del Ronco che riparte in retta d'arrivo dopo una curva presa un po' in surplus, segue Episodio Jet e poi abbiamo Dacovo Mail e poi il numero 7 di Flipper di No che prova a difendere la quarta posizione 1.16.2, 2.32.7 per i 2060 metri di questa quarta corsa che hanno visto la vittoria di Cole e K del Ronco, Cole e K del Ronco allenato da Emanuele Masuero per la proprietà di Emanuele Masuero, questo castrone di 8 anni da Julius del Ronco e Sophie del Ronco che si portano a casa questo quarto appuntamento della serata.